di cavallo.
grazie, madonna, grazie. Grazie, signor Castellano. Sappiate dunque che il favore che io vi ho chiesto e che la libera età vostra mi ha concesso è d'essere da voi armato cavaliere. Stanotte farò la veglia a darmi alla cappella di questo castello e domattina, come convenuto, si compirà ciò che bramo, al fine di poter, a buon diritto, andarmene per tutte e quattro le parti del mondo in cerca di avventure in favore dei bisognosi d'aiuto, conforme all'obbligo della cavalleria errante e dei cavalieri erranti, come sono io, il cui desiderio a tali prudenze inclinato. Ma lodevolissima la vostra intenzione e anche l'ufficio da voi eletto, proprio e naturale di sì nobile cavaliere che pare, e quale lo mostra la vostra nobile presenza. Io stesso negli anni giovanili mi sono dedicato a quell'onorevole professione e ho percorso in cerca di avventure le quattro parti del mondo. Da ultimo mi sono ritirato qui in questo castello e qui vivo del mio e dell'altrui, ospitando i cavalieri erranti come voi, perché essi partiscano con me i loro averi in contraccambio dei miei buoni sentimenti. Ma non c'è bisogno di aspettare domani. Voi ora sarete armato cavaliere, tanto cavaliere quanto mai nessun altro al mondo. A proposito, soldi ne avete? Nemmeno uno spicciolo. Ma mai si leggeva di storia di cavalieri erranti in cui alcuno di loro ne andasse fornito. Lo sospettavo. L'investitura, sì, certo, l'investitura, sì, l'investitura, sì. L'investitura. Sarò pronto io a obbdirvi, ma solleciti a fare la cosa il più possibile, poiché se mi assalgono un'altra volta non ho intenzione di lasciare persona viva in questo castello. Eccettuate quelle poche che... voi stesso mi comandaste di risparmiare più per deferenza verso di voi. Rispetto. Ecco il brando. Dio faccia la signoria vostra venturosa tra i cavalieri e la mia fortuna nei combattimenti. Madonna, il vostro nome? Tolosa, figlia del ciabattino di Toledo, pronta al suo comando. Madonna, vi prego, per amor mio assuete il Don. Don! Chiamatevi Donna Tolosa. Sì. Oh, finalmente è arrivato il momento tanto atteso dell'armatura. Perché, come voi ben sapete, un cavaliere armato è meglio di un cavaliere non armato. Un cavaliere armato è un cavaliere amato. E voi, Madonna, il vostro nome? La Molinara, figlia del mugnaio di Antegnera. Donna Molinara. Donna! Intanto Don Chisciotte va di sommerstando, guidando sommerstando. Intanto Don Chisciotte venne sollecitando un villano suo vicino. Ah, povero. Sì, povero. Un onesto uomo, Da onesto. Da bene. Molto da bene. ma con poco sale in zucca. Ah, sì, pochi. Oh, uscia. Bilico, Sì. avvicinati. Oh. E lui qua, ditemi. Il tuo nome? Saggio, per servirla. Cognome? Panza, per servirvi ancora meglio. Qualora non la vogliate lasciare a domicilio. Ah, Sancho. Bene, amico Sancho. Sono alla ricerca di un giovane valente che possa farmi da scudiero. Uno che mi segua di buon grado nelle mie imprese. Devi sapere che l'usanza degli antichi cavalieri erranti fare dei loro scudieri governatori delle isole e dei regni da loro conquistati. Ed io sono risoluto che con me non si perda così lodevole consuetudine. Governatore. Pare convincente, mi piace. Cro. Consuetudine che ho divisato di superare. E dove gli altri attendevano che i loro scudieri giungessero alla vecchiaia dopo aver sostenuto i più pesanti ed estenuanti travagli. Per poi decorargli il titolo di conte o di marchese, potrebbe accadere che fra 6 giorni io conquistassi un regno, a cui dipendessero altri regni e io giudicato
dicassi a proposito di farti re di uno di essi. Non considero tal cosa impossibile, Sancho, poiché vicende sì imprevedibili che fantastiche intravengono a noi, cavalieri erranti. Con poca fatica, e se la sorte mi arride, sarò io a darti cosa di gran lunga superiore di ciò che io ti prometto. Se lo credete opportuno non mi opporrò. Impedimenti tu ne seguirmi? Impedimenti? Sì, faccende, incombenze, possedimenti, affari o altro. Ecco, unicamente altro. E che sarebbe? Moglie e figli. Senza panza. Sapranno dunque attenderti che tu li richiami all'isola al giorno di proclamatore a governatore? Se ne faranno una ragione. Allora prendi due bisacce e seguimi! Sì, andiamo! Sancho, devi sapere che a quanto veggio viene incontro a noi uno con in capo l'elmo di Mambrino. Mambrino! E chi era costui? Mambrino, re dei moni, possedeva un elmo d'oro puro. Che rendeva chi lo indossava invulnerabile. Tutti i paladini di Carlomagno ambivano ad averlo. A prenderlo Mambrino fu Gradasso, re di Sericana. Poi fu Rinaldo che uccise Gradasso a pace a Roma. Ah, ben gli sta quel gradasso! Sancho, ma non vedi quello là? Quella mostruosità di un pagano, quel gigante possente che viene incontro a noi con in capo un elmo d'oro? Beh, io non vedo che un uomo con qualcosa che brilla in testa, niente di più. Ma è l'elmo di Mambrino per l'appunto! Ah, fatti da parte! Figaro qui, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, sul barbiere di qualità, sul barbiere di qualità. Oh, indietro, Sancho! Ah! Difenditi, triste e vile creatura, e consegnami volontariamente ciò che mi spetta a buon diritto! Il pagano si è comportato da uomo ben accorto! Su, Sancho, raccatta l'elmo! Per Dio, è un bombacile che vale almeno un reale da 8. Però, il pagano per cui fu fatto questo elmo aveva pure una testa enorme! Di che ridi? Beh, rido del testone enorme che doveva avere il pagano possessore di quest'elmo, tale quale tra l'altro ha un catino da barbiere. Sai ciò ti dico, Sancho? Che quest'elmo, essendo d'oro puro, sarà stato fuso per metà. È per quello che la sembra facile. Ma che i tuoi occhi non ti mentano, Sancho, perché questo è uguale a ciò che il dio dei fabbri fece per il dio delle battaglie. Su, Sancho, aiutami a indossarlo. Per quanto mutilato, saprà certo difendermi dalle sassate. Le corone degli imperatori da commedia non sono mai state d'oro fino, ma di latta. Né sarebbe cosa lodevole che gli ornamenti dei commedianti fossero di materia preziosa. Dimmi, non hai tu mai assistito alla recita di tali commedie in cui entrino re o imperatori? Ma certo, e prelati, dame e cavalieri e quant'altro. Uno fa il ruffiano ed un altro l'impostore. Uno è un mercante, mentre l'altro è un soldato. Ed è il sagace, l'ingenuo, l'innamorato e via dicendo. Poi, terminata la commedia, i commedianti si spogliano degli abiti che portavano sulla scena e rimangono tutti uguali. E lo stesso accade nella commedia di questo mondo, ove tutti rimangono uguali nella sepoltura. Ah, bellissimo paragone, bellissimo, benché non tanto nuovo. Sancho, tu di giorno in giorno ti fai meno semplice. Beh, qualcosa della sapienza di Vossignoria mi si deve pur da attaccare. È pronto il cavaliere, con coraggio e slancio. Tutto può accadere. Con a fianco il prode Sancho, il servo è netto. Lo sprone è il brando. Il cavaliere, compello. Ve lo raccomando. Ma cosa state dicendo? Non trovavamo la rima. Ah, Sancho, non siamo pronti. E dunque? Non chiamo di cavalcatura. Se permettete,
questo è il ronzino adatto alla vostra persona. Ah! Oh, che bello, che bello! Come si chiama? Bene, ingannati dall'aspetto lo chiamavano ronzino. Ronzinante per voi, se permettete. Ronzinante, sì, mi piace, bellissimo. Non è vero, piccolino? E tu? Vabbè, il mio burrico saprà farsi valere. Avvicinate le armi, trovato il servo, dato un nome a Ronzino e confermato il proprio, si persuase che non gli rimaneva altro se non una dama di cui dichiararsi innamorato. Oh, un cavaliere senza amore è come un albero, privo di frondi e senza frutti. Come un corpo senza anima, come un cielo senza stelle, Come un giorno senza sole, come un re senza reame. Come il pane senza salame. Ecco! Dunque, ho deciso che dedicherò la mia ardua impresa alla più bella delle principesse, alla mia amata Dulcinea del Toboso. Dulcinea? Ma sì, una contadinotta che abita vicino a lui. Ma non si chiamava Dulcinea. Si chiama Aldonza. Ma chi? Aldonza Lorenzo? Sì, lei, la conosci? E come no? La chiamavano tutti Aldonza la figura. Bravo lei. Ho capito, ho capito. Bene, cavaliere, vi seguo. Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, di imprese, di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starmene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliaccozioso salva da ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancio c'è bisogno soprattutto dello slancio generoso, foss'anche un sogno matto. E dammi a prendere la sella, che l'impegno diventoso l'ho promesso alla mia bella Dulcinea del Toboso. E a te, Sancio, io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto. Forza, sellami il cavallo, tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo e ronzinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia, giorno e notte. Come è vero nella lancia che mi chiamo Don Chisciotte! Questo fatto non sta bene, ha bisogno di un dottore. Contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore. È la più triste figura che sia apparsa sulla terra. Cavaliere senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una donna conosciuta dentro una locanda ore dove fa la prostituta. Ma credendo di aver visto una vera principessa, lui volle ad ogni costo farle quella sua promessa. E da giorni noi abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane e senza bere. E questo pazzo scatenato, che il più ingenuo dei bambini, chissà cosa penserà di quelle pale dei mulini. È un testardo, un idealista che ho bisogno che a me cervello. Io che sono più realista, mi accontento di un castello. Di tra governatore avrò terre in abbondanza, quanto è più che anche un cuore. E che mi chiamo Sancio Panza. Eterno Sancio, la fortuna va guidando le cose nostre meglio di quanto noi oseremo desiderare. Vedi là! Vedi là! Lì all'orizzonte dove si aprono alti monti le cui vette soffiano! Là! Vedi come si innalzano 30 o poco più smisurati giganti! Ecco, io ho intenzione di azzuffarli con essi e levandoli di vita cominciare ad arricchirmi con le loro spoglie, perciò che questa è guerra onorata ed è un servire Dio levare dalla faccia della terra si triste semente. Mi giganti. E dove? Quelli là, quelli non li vedi grandi, grossi, con le braccia così lunghe che paiono di 2 leghe l'una. Ma guardi bene, padrone, insomma, quelli non sono altro che mulini da vento. Mulini da vento, mulini da vento! E da ora, andiamo! E quelle che le paiono delle braccia non sono
sono altro che le pale del mulino che girate. Non faranno altro che girare la palla del mulino. Ah, si vede che non sei pratico di avventure, Sancio. Quelli sono giganti, e se ne temi, fatti in dispartimenti di un'azione, mentre io vado ad entrare con essi in piede di suol tenzone. Vili creature, non fuggite, che è uno solo il cavaliere che viene con voi in battaglia. Sul tenente, alla pugna! Oh! Gli avevo detto di stare attento, gli avevo detto di mettere l'occhio a quelle cose, Quelle non erano altro che mulini da vento. Insomma, li avrebbe riconosciuti chiunque non ne avesse altri per la testa. Oh, t'acqueta, Sancio, t'acqueta. Le cose della guerra sono più delle altre soggette a continuo mutamento. Di sicuro sarà stato un incantesimo che ha tramutato quei giganti in dei mulini, così che da togliermi la gloria di restare vincitore. Dai, indubbiamente. Passarono la notte in una capanna di buoni caprai. Li accolsero e li riconcillarono. Una mezza forma di formaggio più dura di un pezzo di smalto, qualche vianda bruscolita E un vinaccio acido color di malva. Curarono poi il cavaliere. Prese alcune foglie di rosmarino. Un capraio le masticò. Le sputò. Oh! E, mischiatovi un po' di sale, gliele applicò sull'orecchio, bendandolo con gran diligenza e assicurandosi che non avesse bisogno di altri medicamenti. Insomma, pensate a tutti i cavalieri erranti che vi hanno preceduto. Cavalieri erranti. Ma sì, quelli che sbagliavano. Errare umano est. Si sbaglia con la mano. Gioco di mano, gioco di villano. Ma come? Non avete mai sentito delle storie degli annali d'Inghilterra? Sì, quelli che narrano delle vicende di Re Arturo, che anziché morire fu tramutato in un corvo, così che da quel giorno mai un inglese osò toccare una piuma di suddetti volatili. Ed io dunque vado errando per le deserte solitarie in cerca di avventure, prestando il mio braccio e la mia persona ai bisognosi d'aiuto e tutti coloro cui sia necessario il mio ministero. Sì, ora riposate però, cavaliere, insomma, riposate. Riposare? No! Ho da raggiungere la mia Dulcinea, sovrumana la sua bellezza, sonori i capelli, un'elisola, fronte archibaleni, le ciglia, coralli, labbri, perle, i denti, alabastro il collo, avorio le mani, neve, la bianchezza. e sono fere d'avorio in bosco d'oro e le fere erranti onde si ricasiete. Anzi, gemme son pur che voi scotete dall'aureo del bel crin, Dio tesoro. Bello. Che sarebbe? I capelli pieni di pidocchi. Oh su, Sancio, ringraziamo questi valorosi amici e andiamo. Corpo del sole! Questa qui non è altro che una casetta modestissima. Oh, di sicuro si sarà ritirata in uno dei suoi piccoli appartamenti, sollazzandosi con le sue donzelle, come uso e costume delle alte signore principesse. Su, andiamo a bussare a questo castello. Ma come devo dirglielo, padrone mio? Questa qui è una casetta e tra l'altro si trova in una viuzza senza via d'uscita. Ah, che Dio ti maledica, mentecatto! Quando mai sentisti parlare dei castelli, dei palazzi reali che vengono costruiti nei vicoli? Bah, parla con rispetto della mia signora. Ah, terrò la lingua frema. Conviene che tu scopra il castello della mia signora. Ora va, e non ricomparemi davanti finché non hai parlato pregandola di concedere al cavalier suo la grazia di vederlo. Oh, fortunato sopra quanti scudieri mai furono al mondo. Ah, sì, sono proprio fortunato. Shh, taci, Sancio, che il dolente suono pare chiamarmi a qualche novella avventura. Senza armatura, senza paura, senza
pone la figulle, fu il più gran capitan della Catalogna ed io fui colui che con un sol colpo lascia zacca! Lo taglio in due. Lo mio nome, stare attenti, il mio nome è Don Chisciotte della Mancia! Signor fratello, se deve dirci qualche cosa, ce la dica presto, perché questi fratelli nostri vanno piagandosi le carni. E però non possiamo né dobbiamo stare a udire cosa alcuna, che non sia tanto breve che la si possa dire in 2 parole. Ah, in una la dirò ed è questa. Che voi immantinente liberiate codesta bella fanciulla, le cui lacrime il tristo sembiante mostrano che la state portando contro la sua volontà. Onde io, nato per raddrizzare sì fatti torti, vi impongo di rendere la libertà desiata, alla quale ha buon diritto. In guardia! Son la morte tua, non mi infocasti? Io
d'ora innanzi lo saranno. Preparati a morire. E come? In su istante? Oh, che s'aspetta? Io ci sono, tu ci sei. Ti fo scegliere. Coccolone, peste istantanea, vermiculite, ovvero un disciogliersi fulmineo delle membra? Ah, le misere proposte! Don Chisciotte merita una morte gloriosa, con l'arma in pugno e per causa giusta. Questo mi spetta. Sono cavaliere. Come tu vuoi. Allora avrai tempo le 7 lune trascorse, le quali io ti verrò a pigliare, come unque et oveunque. Ah, mi basta l'arco di un sol giorno per trovare la mia degna morte. Quando è così voglio aiutarti. Più avanti troverai un cavaliere che pare cercarti. Battiti con lui e avrai morte per causa giusta. Io sarò lì ad aspettarti fra minuti 10. Procedi! Aspetta. 10 minuti? Col cavallino ronzinante? Facciamo il fra un'oretta e ti sarei mia. Marrano! Marrano! Ah, levati, Sancio! Il momento non ho il torto agognato è giunto e... Sancio? Sancio? Ma tu non sei Sancio! E nemmeno tu! Ma vai a terra, tu villico, e tu raggiungilo! Ah, dove sei, vile vigliacco, villico, vigliacco! Ma non importa! Solo io procomberò la morte, solo io! Eterna gloria, arrivo! È una saggia decisione. È proprio matto il tuo padrone. Non c'è nient'altro da fare. È da far ricoverare. Sancio povero scudiere. Or lo devi dissuadere. Le manie da cavaliere. Portan calci nel sedere. Oh! E ora noi due, povero padrone mio. Oh, in guardia, cavaliere! Sei tu il famoso cavaliere errante Don Chisciotte della Mancia? Certo che lo sono! E voi chi siete? Io sono Groppone da Figulle. Groppone? Ma io in due mi tagliai! E io con la colla mi riattaccai, insomma, basta! È ora di misurare il valore del vostro braccio per farvi dichiarare che la mia dama è indubbiamente migliore della vostra Dulcinea del famoso. Come sarebbe? Chi è la vostra dama? La mia dama è fidanza da Paranza. Non conosco. Oh, Groppone, certamente mai vedesse l'illustre mia Dulcinea, che l'avesse dai vostri occhi veduta mai ardireste proporre la vostra di sfida, poiché non vi è bellezza che possa paragonarsi ad essa. Accetto lo combattimento, pigliate pure la parte dello corpo che meglio vi aggrada. fama già lo mondo conosce, e non la vostra morte potrà crescerla, ma la vostra viva persona capace di raccontare le vostre avventure. Alzate! Che dite? Misurato adesso il nostro valore, vi impongo le mie condizioni. Oh, qualunque esse siano, purché non a discapito della reputazione della mia Dulcinea. Ah, no, non vi chiederei mai di rinnegare la vostra data. Vi impongo però di rinnegare la cavalleria errante e di ritirarvi nella vostra tenuta vita naturale durante.
aver saputo tenerà dalla fama della senza pari Dulcinea. E pensate, lì potrete dedicarvi a scrivere delle vostre avventure per sollazzo o per modello dello mondo. Scrivere le mie avventure per sollazzo dello mondo, sì, bello, sì, meraviglioso, sì, fantastico, sì, un mirabile proposito, sì, mi piace, da cavaliere a noveliere, e così conviene che Don Chisciotte ritorni ad essere Alonso Chisciano, e di lui si scriva un'avventurosa romanza, un poemetrima, o magari una buffa commedia